Buongiorno amici della pesca del mare. Primavera in arrivo e molti di voi si saranno accorti della presenza di strane macchie blu sulle nostre coste. Molti turisti preoccupati hanno subito dato la colpa all'inquinamento, ma stiamo parlando delle velelle o barchette di San Pietro. La velella, detta anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni, è un'innocua medusa che passa la sua intera esistenza a galleggiare sulla superficie del mare, trasportata dal vento. Dalla forma di dischetto ovale dal diametro di 4-7 cm si distingue per una cresta verticale che sembra ricordare una vera e propria vela di un minuscolo scafo, da cui appunto il nome velella. Accade però ogni anno, allo scoccare della primavera, che le velelle naufraghino a centinaia di migliaia, tingendo le nostre spiagge di un azzurro zaffiro. Uno spettacolo molto d'impatto, certo, ma con buona pace dei turisti curiosi, siccome questo genere di medusa sono totalmente inoffensive. La velella, essendo un animale carnivoro, cattura la sua preda, generalmente plancton, tramite i tentacoli che contengono delle tossine. Queste tossine, pur essendo efficaci contro le prede, tuttavia sono innocue per gli esseri umani, poiché non riescono a penetrare nella pelle e non causano nessuna reazione alla cute dell'uomo. Detto ciò, è comunque preferibile evitare di toccarsi gli occhi dopo aver preso in mano una di esse. Spesso viene ritrovata in tutti gli oceani, sulle rive o al massimo a 1-2 cm di profondità nell'acqua, con una preferenza per le acque calde o temperate. L'unico vero inconveniente a questa invasione di colore è un'altrettanta forte invasione di odore. Passeggiando per le spiagge o un lungomare, ci sarà capitato infatti di sentire un odore, a volte pungente, dovuto proprio all'accumulo di queste meduse ormai in decomposizione. A volte, accanto alle velelle, si trovano anche molluschi con la conchiglia, simile a quella di una chiocciola. Si chiamano giantina pallida e vivono in simbiosi con la barchetta di San Pietro, di cui peraltro si nutrono anche. Molti gli esperti che hanno studiato il fenomeno di interazione tra le gentina e le velelle, scoprendo che le prime, durante la crescita, vivono di fatto attaccate alla lamina blu delle seconde, nutrendosi con loro e lasciandosi trasportare durante le migrazioni. Ritrovarli sulla spiaggia, in mezzo alle velelle, non è inconsueto, anzi, al momento di riprodursi, il mollusco si stacca dal suo ospite, ma rimane nella marea, in modo che alla nascita i nuovi esemplari possono subito trovare una nuova zattera cui attaccarsi per riprendere il ciclo.